Punta San Giuliano, dove un operaio è stato travolto dal fango, soccorso da SUEM e vigili del fuoco, l'uomo non è in pericolo di vita. Shock a Marghera per la morte del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. L'ipotesi più probabile è il suicidio. Trovate un biglietto e una pistola. Di recente aveva perso la moglie. Danni ingenti soprattutto alle coltivazioni di mais a causa di una violenta grandinata che si è abbattuta nel porto gruarese nella notte tra sabato e domenica. Rapinavano gli studenti a Porto Gruaro, un ventenne è finito agli arresti domiciliari, altri 4 sono stati invece raggiunti da misure preventive. Operazione antidroga della polizia nell'Alta Padovana, ha arrestato una coppia di fidanzati di Scorzella e nascondeva 20 dosi di cocaina nel reggiseno. Un'inchiesta pubblica da remoto e senza senso. Comitati e associazioni no inceneritori sono contrari a questa modalità perché dicono in questo modo non si può affrontare la discussione come si dovrebbe. Grande partecipazione alla terza edizione del Miglio di Mestre, una corsa che è anche l'occasione per lanciare un messaggio diverso sulla fruibilità di Via Piave, nei giorni scorsi al centro di importanti azioni di criminalità. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera e che riguarda l'autonomia. La Lega scende in piazza. Secondo voi mossa utile? Se volete rispondere di sì, in verde lo vedete 0422 16 26 691, se invece volete rispondere di no, in rosso 0422 16 26 690. Potete ovviamente iniziare a votare. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera, Ring. Attimi di paura questa mattina a Punta San Giuliano, dove un operaio è stato travolto dal fango, soccorso da SUEM e vigili del fuoco. L'uomo non è in pericolo di vita. La testa non era coperta, ma tutte le altre parti erano coperte, piene di fango, ma meno male è cosciente. Tutti noi eravamo preoccupati. Momenti di paura per un operaio di circa 55 anni poco prima di mezzogiorno durante alcune operazioni archeologiche nelle acque lagunari tra Punta San Giuliano e l'isola di San Secondo a ridosso del Ponte della Libertà. C'era una chiatta munita di gru escavatrice con al centro un gruppo di lavoratori specializzati e formati per questo tipo di immersioni che stavano recuperando, come fanno da settimane, vari reperti, soprattutto palle di cannone. Una volta terminati i recuperi, Veritas potrà procedere con la posa di un acquedotto. Qualcosa però è andato storto. L'operaio sarebbe scivolato nello scavo, finendo quasi completamente sepolto dal fango, pesante e denso come cemento liquido. Siamo prontamente intervenuti con tutte le forze che avevamo sul campo, quindi il reparto volo con l'elicottero, i sommozzatori a bordo, le squadre di Venezia e la squadra dei sommozzatori qui da Mestre. Siamo arrivati sul luogo e abbiamo aiutato i sanitari a estrarre la persona dal fango, che era autonoma, respirava autonomamente, però lamentava dei dolori al costato e quindi non riusciva a muoversi. 3 le barche dei vigili del fuoco, oltre a quelle di Spisa, il polizia locale e i mezzi a terra. Solo tra i sommozzatori si sono calati nel fango 10 operatori. Siamo andati tutti nel fango. Siamo tutti nel fango per tirarlo fuori, sì, assolutamente. Testa fuori? Gran parte del corpo bloccato dal fango che gli era caduto addosso sul lato sinistro e non ce la faceva muoversi. Quindi l'intervento di tutte le forze dell'ordine è stato determinante per portarlo a terra. Poi è stato portato all'ospedale All'Angelo. Continuiamo con la cronaca. Il corpo senza vita del generale Claudio Graziano è stato trovato questa mattina nel suo appartamento a Roma. Dal 2022 era presidente di Fincantieri, lutto a Venezia, dove il gruppo navale ha una delle sue sedi più importanti. Il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, è stato trovato senza vita da un uomo della scorta nel suo appartamento in centro a Roma. Aveva 70 anni. Le indagini dei carabinieri propenderebbero per un gesto estremo. Accanto al corpo un biglietto farebbe riferimento ad una mancanza di senso della vita dopo la scomparsa della moglie avvenuta poco più di un anno fa. Graziano era dal 2022 a capo di Fincantieri, il più importante gruppo navale d'Europa che conta una presenza estremamente significativa a Porto Marghera, rappresentato
rappresentando la maggiore attività industriale in Comune di Venezia. Immenso dolore è stato espresso da tutto il gruppo, dal direttore generale a tutti i dipendenti. In Veneto, una delle sue ultime apparizioni pubbliche, come ha ricordato il presidente della regione Luca Zaia. Il loro ultimo incontro è stato alla Dunata degli Alpini di Vicenza. Negli Alpini Graziano aveva iniziato una brillante carriera militare che l'aveva portato nel 2015 alla nomina a capo di Stato Maggiore e nel 2018 a presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea. Tra le innumerevoli manifestazioni di cordoglio, quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello. Danni ingenti soprattutto alle coltivazioni di mais a causa di una violenta grandinata che si è abbattuta nel porto gruarese attorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica nei territori comunali di Concordia Sagittaria e Pramaggiore, nelle frazioni di Pradipozzo e Summaga a Porto Gruaro. Si tratta esattamente della stessa fascia che era stata colpita da un fenomeno analogo lo scorso anno. Grazie alle protezioni per i vigneti il danno è rimasto inferiore al 30%, molto più grave la situazione del mais andato distrutto. Rapinavano gli studenti a Porto Gruaro, un ventenne è finito agli arresti domiciliari, altri 4 sono stati raggiunti da misure preventive. Arresti domiciliari per un ventenne ritenuto responsabile di 3 rapine a danno di studenti minorenni commesse nell'area della stazione ferroviaria di Porto Gruaro. Durante le indagini dei carabinieri sono stati individuati anche altri 4 ragazzi che hanno preso parte alle rapine. A loro è stato notificato un foglio di via obbligatorio dal comune della durata di 2 anni, 2 avvisi orali, 2 divieti di accesso e stazionamento in determinati luoghi per ragioni di sicurezza della durata di 1 anno. Il provvedimento è il risultato degli accertamenti svolti in seguito alle denunce delle vittime dei 3 episodi che hanno permesso di identificare i 5 responsabili. Al momento comunque non si parla di una vera e propria banda, perché in ciascuno degli episodi accertati il ventenne avrebbe agito con la complicità di persone diverse. La Questura di Venezia, motivando la firma delle misure preventive, ha spiegato che i destinatari avrebbero messo in atto furti, soprusi e angherie a danno di altri giovani. L'Arma dei Carabinieri sottolinea invece l'impegno profuso non soltanto nelle operazioni di contrasto ai reati, ma anche nell'ambito della prevenzione, che include le attività di sensibilizzazione svolte negli istituti scolastici. Fermata dalla polizia una coppia di fidanzati ventenni che spacciava cocaina nell'Alta Padovana. Lei nascondeva la droga nel reggiseno. Operazione antidroga della polizia padovana nella zona di Campodarsego, che ha arrestato un uomo di 23 anni e una donna di 27 residenti a Scorzè nel Veneziano, entrambi incensurati. Grazie alle segnalazioni dei residenti che da settimane riportavano movimenti sospetti di auto che facevano brevi soste per poi ripartire a tutta velocità. La questura ha quindi deciso di intervenire con controlli mirati. Il veicolo su cui viaggiavano i 2 è stato fermato mentre transitava in una strada di collegamento tra Sant'Andrea e la regionale del Santo. Durante il controllo il conducente ha evidenziato subito nervosismo. Gli agenti hanno quindi deciso di farlo smontare dall'auto, notando che sul sedile c'erano 2 involucri, contenevano circa 10 grammi di cocaina, probabilmente nascosta velocemente quando gli è stato intimato l'ALT. I poliziotti hanno dunque controllato l'auto e la passeggera, risultata convivente dell'autista. Alla domanda dei poliziotti se anche lei avesse droga, la donna senza esitazioni ha risposto di sì, togliendo dal reggiseno una ventina di dosi di cocaina, circa 27 grammi, avvolte in un fazzoletto. Non solo questo però, perché addosso le sono stati trovati 1.080 euro in contanti. Gli agenti hanno quindi perquisito anche l'abitazione dei 2 a Scorzè, sequestrando altri 55 grammi di droga, 3 bilancini di precisione e un taccuino su cui venivano annotate le vendite di droga con tutti i nomi dei clienti. I 2 sono stati giudicati per direttissima. Il giudice ha inflitto loro 10 mesi e 20 giorni di reclusione e una multa di 800 euro.
Un'inchiesta pubblica da remoto è senza senso. Comitati e associazioni no inceneritore sono contrari a questa modalità perché dicono in questo modo non si può affrontare la discussione come si dovrebbe. Un'inchiesta pubblica per discutere dell'inceneritore è stata convocata per mercoledì 26 giugno alle ore 10, ma le modalità non sono affatto condivise dai comitati contrari. Perché? Sarà un incontro da remoto. Si chiama inchiesta pubblica, ma pubblica non è, nel senso che sono state invitate solo le associazioni che hanno presentato le osservazioni. Mancano molti inviti perché numerosi cittadini hanno presentato osservazioni autonomamente, ma soprattutto noi diciamo su un problema così importante dopo la manifestazione che abbiamo fatto, che ha portato in piazza migliaia di persone, cioè se è pubblica, che sia pubblica, che quantomeno possa assistere, come dire, la cittadinanza e così anche la stampa. Per questo è stata inviata una PEC all'indirizzo del Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale, mentre i comitati stanno procedendo anche per la diffida preventiva rivolta a persone ed enti che compongono con la commissione, in modo che ogni decisione venga presa solo al termine del mio monitoraggio sulla popolazione che risiede tra Malcontenta, Marghera e la prima fascia della Riviera del Brenta. Così fatta, diciamo, con una modalità che prevede che noi andiamo a leggere le osservazioni che abbiamo già depositato e il proponente risponde, serve a poco, insomma, come modalità. O si fa un confronto vero oppure sì, se dobbiamo fare una cosa finta anche no. Il 26 giugno, tra l'altro, è anche la stessa data in cui era prevista la seduta della conferenza dei servizi, che avrebbe dovuto decidere sul progetto da 140 milioni di euro che porterà a bruciare a Fusina 190.000 tonnellate di fanghi sulle 273.000 prodotte nel Veneto, e per cui anche altri comuni hanno detto no. Hanno votato contro questo progetto il comune di Mira, in primis, che è quello insieme a Venezia coinvolto nella conferenza di servizi. Venezia non pervenuto. Poi sono intervenuti anche Vigonovo e Martellago che hanno votato contro, che sono coinvolti indirettamente tramite il Consiglio di Bacino del Servizio Idrico Integrato. Però sono intervenuti anche enti molto autorevoli come l'Istituto Superiore di Sanità, il CNR indirettamente eccetera, quindi noi vorremmo sapere anche la Regione cosa ha da dire rispetto a questo, perché il proponente dirà la sua, ovviamente tirerà acqua al suo mulino, ma a noi ci interessa, è la Regione che decide insieme agli altri enti, quindi vogliamo capire loro cosa pensano. Non mancano le polemiche dopo l'annuncio dell'arrivo per la prima volta a Venezia del villaggio Coldiretti dal 28 al 30 giugno tra Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici. Oltre a degustazioni guidate sono previsti spettacoli di tradizione rurale, artisti di strada e rassegne enogastronomiche. Il consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini si chiede che legami ci siano tra il sindaco e la Coldiretti per portare in Riva degli Schiavoni mucche, pecore, animali da cortile e coltivazione di ortaggi. Cristina Romiere, ambientalista, ha ricordato tra l'altro quando durante una manifestazione nel 2015 una mucca cadde in acqua assieme ad alcune balle di fieno nei pressi del Tronchetto. A Venezia diverse associazioni hanno aderito ad un doppio flash mob in corrispondenza degli ingressi alle due sedi principali della Biennale per chiedere ancora una volta il cessate il fuoco a Gaza. La sirena dell'allarme antiaereo risuona tra il bacino di San Marco e i Giardini Napoleonici, a 2 passi dall'ingresso della principale sede espositiva della Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia. La stessa scena si ripete poco distante in fondamenta dell'Arsenale. Sono i 2 flash mob promossi da Assopace Palestina Venezia, un'associazione no profit per il disarmo e la soluzione dei conflitti nel mondo. Questa guerra sta andando avanti da oltre 8 mesi, ha già fatto 40.000 morti, ci sono decine di migliaia di bambini morti, decine di migliaia di bambini che sono orfani, decine di migliaia di bambini che sono disabili a causa dei bombardamenti e di questa guerra che in realtà è la conseguenza di un'occupazione, non di un conflitto fra 2 entità. Ampia l'adesione dal gruppo Emergency ai sanitari per Gaza, alle donne per la Palestina di Vicenza. Si è trattato della replica di un'iniziativa analoga che si era tenuta sempre agli ingressi della Biennale nei giorni della preview.
Da allora sono trascorsi circa 2 mesi e la drammatica contabilità del numero di vittime di questo, come di altri conflitti, ricordano i manifestanti, non ha fatto altro che aumentare tragicamente. Una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni è dedicata a tutti coloro che reclamano verità e giustizia per lui e per tutte le vittime di drammi analoghi. È stata inaugurata all'isola della Certosa a Venezia, all'inaugurazione della postazione che comprende anche una targa che ricorda l'ultima traccia di Giulio alla stazione Docchia, alla metropolitana del Cairo in Egitto. Era presente anche la famiglia Regeni. L'attrice Ottavia Piccolo, presidente dell'articolo 21 Venezia, ha letto alcuni brani tratti dal libro Giulio fa cose. Ed ora parliamo della terza edizione del Miglio di Mestre, una gara sportiva che non è solo corsa ma soprattutto occasione per lanciare un messaggio diverso sulla fruibilità di Via Piave anche nei giorni scorsi al centro di importanti azioni di criminalità. Una gara spettacolare su strade di buon livello tecnico che si è combattuta lungo Via Piave a Mestre e ha visto protagonisti atleti ed atlete di ogni età e un folto pubblico. La terza edizione del Miglio di Mestre, organizzata da Venice Marathon, si è fatta portavoce di un importante messaggio non solo sportivo. Finalmente Via Piave è salita alla ribalta delle cronache per notizie positive e non per episodi di microcriminalità e prostituzione. Una serata così bisognerebbe vederle sempre e soprattutto il Via Piave Summer Garden con una manifestazione sportiva podistica è qualcosa di bello che coinvolge tanti bambini, ho visto, e tanti ragazzi. Siamo convinti che portando sport, familiari, persone siano utili per cercare di allontanare un po' di sbandati. Ci stiamo riappropriando del nostro territorio, abbiamo gli operatori, la polizia locale e i giardini Summer Garden che quest'anno ci regaleranno anche le partite di calcio. In campo assoluto vittoria di Lorenzo Lazzaro, portacolori di Assindustria Sport, che ha vinto in 4 minuti e 28 secondi. Secondo posto per Giovanni Messineo, terzo Tommaso Favaro. Tra le donne successo della mestrina Diletta Moressa, già vincitrice della 10 km di Venice Marathon dello scorso anno, che ha corso in 5 minuti e 22 secondi. Seconda piazza per Laura Di Marco e terzo posto per Anita Zecchini. Noi ci siamo inseriti siamo stati molto felici di poter essere l'evento di apertura di questa stagione di manifestazioni in Via Piave. Per quanto riguarda la gara in sé, la manifestazione ha avuto un successo enorme, molta più partecipazione degli anni scorsi. Io vengo dall'Arcella di Padova, che ha delle zone simili a queste, e penso che siano delle belle iniziative da fare, rivitalizzano tutto e dovrebbero essercene di più spesso. Bella. Non mi aspettavo un risultato del genere perché vengo comunque da un infortunio e quindi da una settimana che ho ripreso a correre, però ci tenevo a fare questa gara in casa e diciamo che sono stata ripagata. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio alla sigla, poi le previsioni del tempo e poi l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito, arrivederci.